grandi frus! Uè, ho soica con i miei amici Giulia, Leo e Max. I miei amici sono anche loro musicisti come me e uè, non si insegneranno qualche parola nuove per inglese, magari. O suoneranno anche insieme per Natale. Mandi Grandi amici. Max, c'è via il strumento che tu hai lì? Contimi. C'è Isal. Quelqu'un a le me clarinette. Per inglese si dice clarinette. Elle fait part de famille d'Highlands Woodwinds per inglese. C'è via. Tu hai suonato l'usor dal cielo, una bellissima canzone di Natale. Ma, Frus, sapevo che anche il mio strumento fa parte della famiglia d'Highlands. Si chiama per furlan flauto, ma c'è mo si dice al par inglese? Per inglese si dice flute. Flute? Oh. Giulia, sai tu che strumento cognò? Lo suona anche mio pari. A lei l'Iron, ma c'è molto si dice al par inglese. A lei l'Iron, per inglese bass. E al fas part de famille de arcs, strings, per inglese. E io ti sei dismenticata di me? Sicuro che no, Leo, facevi come un scherzo. Contimi, c'è che tu suoni sto. Io la mia trombe. Per inglese trumpet. E fa parte della famiglia d'Ayrtons. Brass per inglese. Leo, ma come tocchi e suona bene? Perché che augurina tu? Buon Natale! Merry Christmas! Ma se non si dice al vonte! Stop!